vabbè, io no. Comincia a far freddo qua. Guarda che bel laghetto iazzato. Tutto iazzato. Guarda là. Segni della grande guerra. Guarda là un buso. Qua siamo in una zona dove tra il 15 e il 18 purtroppo è morta un bordello di gente. Fiossi, benvenuti in questo nuovo video. Sono già 2 settimane che non ci siamo perché mi purtroppo ho mal di schiena, che oggi non è che sono tanto messo bene, ma rischiamocela. Dove siamo oggi? Vi ricordate? Ve lo lascio qua sopra già. Eravamo già venuti qua da queste parti quest'inverno con la neve. Abbiamo provato ad andare dove andremo oggi, ma tra carne che mociapà da qui dei piste del fondo, tra carne che mociapà dei sciatori dei piste del fondo, eravamo andati su un'altra caseretta. Oggi andiamo al bivacco o bivacchi, Campilussi, Campiluzzo, Campilusso, vabbè, mi cerca questo bivacco. Abbiamo parcheggiato la macchina a Malgafiara, che adesso che non c'è neve ci si arriva comodamente in macchina, invece che a Campomulo come l'altra volta. Vediamo com'è che è questa storia. Siamo pronti? Teta! Simone, dai che andiamo, go go go! A pochissimo dalla partenza da Malgafiara arriviamo subito qua che decidiamo di lasciare la strada Carareccia e prendiamo questo bivietto nel bosco che indica Rifugio Moline. Guarda qua, Rifugio Moline. Vi dico subito che secondo me siamo un po' in ritardo per il foliage, anche se là in fondo qualcosetta di arancione lo vedo, quindi chissà, magari andando avanti. Altro bivio, seguite sempre per Rifugio Moline. Allora, tac. Fia di legna. E voi proseguite sempre con l'indicazione Rifugio Moline. Questa qua fa parte della pista da fondo che noi l'anno scorso abbiamo provato a fare e poi siamo andati in tanta mona dall'altra parte, che come vi ho già detto andate a vedere il video. Inutile dirlo, che direzione dovete seguire? Rifugio Moline, sempre quello, via! Ecco qua praticamente un'oretta scarsa di strada, barra sentiero, barra mulattiera, utilizzata per il legno, forse anche per la guerra, non si sa. Lì sotto su quella piana incroceremo di nuovo la strada, guarda là in fondo che bell'arancione. Nel frattempo mi sono perso la Consuelo, che non so se sia andata per Plin Plin o in una vana speranza di trovare qualche fungo in sto boschetto, quindi boh. Adesso scendiamo verso la strada. Comunque la strada non l'abbiamo fatta perché la strada è tutta sassi, e meno di qua è un po' sassi, un po' terra, un po' erba, in più passano macchine a vada e vegna, insomma, vengo in montagna per stare in natura, non per sentirmi le macchine che mi passa di fianco. Non so come la pensate voi, bah, io la penso così. Oh, e ora, una volta arrivati qua, di fronte a questa popò di dolina, che non si sa se è naturale o effetto delle bombe della prima guerra mondiale, le opzioni sono 2. O continuate per la strada un pezzetto per incrociare poi sulla sinistra il sentiero ufficiale, oppure seguite questa traccia qui di fronte che è il proseguimento della stradina da cui uscite. Quindi noi ovviamente per non fare la strada tagliamo su dritti per di qua e via andare. Che pace, non c'è neanche il segno di un mezzo rumore. Come detto, noi saliamo da lì,
la strada prosegue, lì in mezzo a quell'altra dolina c'è una croce arrugginita là in mezzo e la strada continua a salire. Se invece tagliate giù a sinistra prendete sentiero barra strada che poi troveremo qui avanti alla fine di questo pezzo di sentiero nel bosco. Comunque vedi, se fai il giro per la stradina robe così strane non le vedi. Guarda sto albero, guarda che se incontro luce non si vede una madosca, qui si è ancora peggio. Comunque è pieno di muschi e licheni. Vabbè, qua dietro ci dovrebbe essere il ricongiungimento col sentiero principale. Era qua, testimonianza della guerra. Qua era probabilmente un deposito di qualcosa o un semplice riparo, visto che il fronte austriaco era dalla parte di là. Su. Era qua, pieno di buchi, guarda che roba. Si fanno tutti i ripari, sicuro. Eccoci qua, che come promesso siamo ricongiunti con la strada barra sentiero ufficiale CAI. Adesso la seguiremo per pochissimo e poi ci ributtiamo dentro sulla destra nel bosco, perché la strada, come avete capito, non ci piace. E il sasso non mi piace sotto i piedi. Allora, strada, sentierino che prendiamo da qui. Prima di arrivare a Monte Ortigara, 1:45, di un'altra ora e mezza dopo. 839. Bivacco Campo Luzzo, o bivacchi Campi Luzzi, o bivacchi Campi Lussi, come che voi insomma. Bravo amore. Gentlemen everywhere. Come fa Emilio? Hoppla dai. Ossa! Avvicinandoci alla piana dove sorge il bivacco, cominciamo a vedere un sacco di tracce delle vecchie trincee. Guarda qua. Guarda qua. Qua la gente si nascondeva come i topi, da una parte gli italiani, dall'altra parte gli austriaci, e come al solito comandati da qualche testa di cazzo seduto comodamente su una poltrona. Invece qua si sparavano sulle culate per niente alla fine, perché poi cos'è che è servito? A cosa servono tuttora le guerre? Dio buono, se ognuno sta a casa sua starissimo tutti quanti più contenti, invece no, bisogna fare guerre, è che dovrebbe mancare poco. Servono mughi, guarda mughi siamo in una mughetta, guarda che roba. Qua è ottimo per venire a rancurare le pigne, per fare lo sciroppo, la grappa al pino mugo. Sì, manca ancora un 10 minuti, un quarto d'ora. Nel frattempo voglio recuperare una brioche, sembra fresca di pacca e secondo me è anche del baretto di dove ci siamo fermati stamattina a fare colazione, perché la dimensione è quella. Quindi adesso la porto in bivacco, magari trovo chi l'ha persa e se no sulla in bivacco come monito a non perdere robe per la strada, va bene? Guarda qua, usciti dal sentiero, si apre sta po' di piana qua in mezzo. E siccome quello lì su in cima è il Monte Ortigara, che è stato praticamente il fronte durante la prima guerra mondiale, probabilmente mi viene da dire che qua sotto all'epoca c'erano tutti quanti i baraccamenti dell'esercito italiano, ma adesso andiamo a vedere il bivacchetto che com'è.
come potete ben intendere col drone non ce ne ho ancora tanto preso la mano perché lo uso poco, quindi intanto accontentatevi di queste provette che faccio. Siamo arrivati qua ai bivacchi Campi Lussi, in teoria sono bivacchi Campi Lussi, anche se poi l'unico aperto è questo, è bivacco Campoluzzo. Guarda che piana, guarda che bello. Adesso andiamo a vedere dentro come è messo il bivacchino. Va bene? Sì, dai. Guarda, abbiamo detto che dentro è freddo. Sì, dentro è freddo da morire. Dentro è freddo da morire. Comunque, tanto per dirvi, Monte Ortigara, che è proprio lì dietro, e non so se riuscirò ad arrivarci col drone perché a piedi di sicuro non ci vado perché comincia a darmi fastidio alla schiena, è stato teatro di una fortissima, come si può dire, uno dei più aspri scontri nella prima guerra mondiale nel 1918 tra l'esercito austriaco e l'esercito italiano. Ovviamente, come al solito, chi che la ciappa più in culo siamo gli italiani. Infatti gli italiani sono morti in 28.000, così, a spanne. Dall'altra parte sono morti in 9.000, fa un 37.000 morti totali in giro di 15 giorni, quindi nel senso 15 giorni praticamente si è morti in do al minuto per ottenere cosa? No, onestamente non lo so, niente probabilmente, morti e basta. Era qua bivacco per escursionisti Campi Lussi. Accendere il fuoco all'esterno solo uno spazio appositamente predisposto pochi metri a sud-est del bivacco. Ecco qua, porticina già aperta dal mio amore. Beh, era il bivacchetto. Bella stufetta economica, sì, fresco qua dentro. Panchetta, panchette, qua una fiala di roba, va bene. Non lasciare nulla nel bivacco, alimenti anche non scaduti o bevande di... qua non si può lasciare niente. Vabbè, quindi ognuno che viene bisogna che si arrangia. Non si lasciano provviste per nessuno, ma è un po' strano. Vediamo qua, vedete qualcuno che sa qualcosa. Effettivamente, allora, diavolina, piatti, no, che c'è qualcosa, dai. Solite robe, macchinette per il caffè. Vabbè. Adesivi. Qua vedete un bel soppalchetto. Te credo che sia fresco, dai, secondo me entrano un po' aria. Bene, dai. Però non vedo cacchette, è abbastanza ben pulito, quindi sì, si potrebbe anche dormire qua. D'estate magari, d'inverno, sì, chi ha il fisico, tipo Omero che si è venuto a farsi con 77 metri di neve. Guarda qua entra aria, guarda come che mena a ragnatela. Ebbene, avete visto anche per l'ennesima volta il bivacco Campi Lussi. Qua viene una fiala di roba. Queste qua sono storielle, canzonette. Qua dentro cosa vedete? Piatti, pignate, forchette. Bene, dai, visto anche sto bivacco, spuntiamo dalla lista. Quello là invece è chiuso, deve essere di proprietà di qualche ente, di qualche associazione, non lo so. Se sta meglio fuori, sa, è più caldo fuori che dentro. Sì, l'aveva detto il mio amore. Quindi sì, qua tanti morti come vi dicevo. Adesso vado a vedere quella casetta lì che cos'è. Niente, allora questo qua è un deposito della casera Campi Lussi, della casere, comunità montana altopiano dei 7 comuni, e quella lì invece in fianco al bivacco aperto è esclusiva del CAI di Asiago. Però anche solo il posto merita, che roba. Qua oltretutto d'estate ovviamente ci mettono anche le bestie perché ci sono i paletti con i passacavi per la cavi con la corrente. E niente, adesso mi sega a scaricare, ma pensa, mi sega a scaricare la batteria del telecomando del drone. Vediamo se si carica, che magari faccia una mezza dronata, meglio di quella che ho appena fatto. È un ufficio.
Va bene, dai, facciamo che finché il telecomando del drone si carica, che tanto non si carica, perché col power bank secondo me non si carica, ci mangiamo un bel paninetto con la porchetta, no, con mortadella e le zucchine grigliate. E come sempre, cin cin, salute, go smerdanca al drone, vai, vai che so forte, come l'aseo. Oh, adesso noi abbiamo salutato il bivacco Campilusso, quello che è, insomma. Vi lancio una sfida, ho lasciato un pelo della mia lunghissima barba attaccato qua da qualche parte zona bivacco. Chi lo trova vince un premio, non so quale premio sarà, magari una biretta in compagnia, quello che vuoi, insomma. Adesso andiamo via perché comincia ad arrivare un po' troppa gente che sberega, gente che vive in montagna e sberega, ma state tranquilli, rilassatevi, in pace con la natura. No, sberega, vabbè. Adesso noi in piena controluce torniamo esattamente dove siamo venuti, probabilmente facciamo la strada adesso. Usciti dal sentiero abbiamo mantenuto la percorrenza sulla strada e guarda un po' dove siamo arrivati. Siamo arrivati esattamente alla croce che abbiamo visto questa mattina all'andata. Adesso andiamo a vedere se c'è qualcosa scritto. Niente po' di meno, qui c'era l'ex cimitero di guerra italiano, quindi facciamo un po' di silenzio. Notte sfonda, è notte fonda, non c'è più sole e vivo freddo. Va bene, dai, diciamo che la strada è un po' scomoda perché camminare sempre sui sassi qua e là non è proprio bello per i piedi, però ci sono dei begli scorci, ci sono delle cose che magari da sentiero non si possono vedere, tipo qua siamo arrivati a Campofilone, che praticamente anche qua è stato teatro di qualche battaglia durante la prima guerra mondiale, specialmente nel 1916. Ma Sì, io ho letto tutto sto cartello qua, però sarà deformazione professionale, sarà che sono disturbata, ma io taglierei le mani a chi l'ha scritto e a chi l'ha stampato. Il margine si giustifica. il margine giustificato, testo a Dai, capo. madonna, ma io Dai. guarda mia, ti insegna elementari ormai ste robe, che cazzo. Guarda qua, una bella pozza per le bestie, tutta iazzata. Adesso andiamo in su. Guarda che belle luci, che bel Non neanche se è la strada giusta perché... guarda che bel colore però che c'è a quest'ora. Che ore sono? Le 3. Guarda come siamo tornati a Magena, quindi reso conto della giornata è ora passeggiata tranquilla, bivacchetto, insomma meglio l'ambiente dove è stato messo piuttosto che il bivacco in sé. Mi dispiace il padrone, stavolta da adesso in poi metto il drone in carica anche quando che si carica le batterie perché non mi fido più. Al contrario di tutte le aspettative, però Relive questa volta ha funzionato anche senza campo telefonico, quindi vi lascio il solito filmatino di Relive alla fine. Fiossi e fiossi. Non prende il telefono da nessuna parte. Sì, non che sia acqua, non c'ha il telefono da nessuna parte, quindi compreve un satellitare e roba del genere. E vabbè, fatta anche questa. Ciao. Siccome però stanotte restiamo qua in zona, magari facciamo un altro video qua in zona già. Andiamo ai mercatini di Natale. Fiossi, ciao!